Benvenuti tifosi del Napoli, lasciate il vostro mi piace al video e iscrivetevi al nostro canale per restare sempre aggiornati sulle principali novità della nostra squadra. Andiamo al video. Luciano Spalletti fu una delle chiavi principali per riportare lo scudetto al Napoli, diventando un'arma decisiva nella trionfale stagione. L'anno scorso, però, è stato deludente per l'intera squadra partenopea, chiudendo con un modesto 10° posto e l'assenza dalle competizioni europee. Quest'anno, però, Giacomo Raspadori fatica a trovare spazio. Pur essendo un pilastro della nazionale di Spalletti, il suo minutaggio in maglia azzurra è rimasto limitato. Sembra non riuscire a integrarsi appieno nei rigidi schemi di Antonio Conte, tanto che già si vocifera di un possibile spostamento nel mercato di gennaio. Lo stesso ex attaccante del Sassuolo ha mostrato il suo malumore in un'intervista a Vivo Azzurro TV. L'attaccante della nazionale ha parlato del poco spazio che Antonio Conte gli concede e ha mostrato la sua insoddisfazione nel considerarsi all'apice della carriera. A 24 anni non mi considero più un giovane, anche se per molti è così. Sono molto ambizioso, ho diversi obiettivi. L'attaccante ha poi proseguito il suo discorso. A questo punto della mia carriera vorrei completare la mia maturità cercando di trovare spazi e continuità, avere un giocatore che mi permetta di esprimermi al meglio. Sono convinto delle mie qualità e che ho ancora tanto da dimostrare. Queste le sue parole che suonano come un messaggio ad Antonio Conte per dargli più spazio. L'ex giocatore del Sassuolo ha poi ricordato la sua prima convocazione in nazionale. Ero a cena con la mia famiglia quando è arrivata la convocazione e l'emozione è stata molto intensa. In quel momento non ho capito subito l'importanza di questo. Quindi, quando ho scoperto che avrei fatto l'elenco dei 26, non riuscivo a comprendere appieno cosa stavo per sperimentare. Vincere un campionato europeo in un modo così straordinario è stato incredibile e mi sento fortunato di aver fatto parte di un'esperienza così unica. È un ricordo che porterò con me per il resto della mia vita. Ha poi sottolineato il suo rapporto con Spalletti. Ho un rapporto davvero speciale con l'allenatore e ho avuto la fortuna di averlo a Napoli. Mi stima molto, e lo dimostra il fatto che, da quando è arrivato, sono sempre stato convocato, anche nei periodi in cui giocavo meno. Non è una cosa scontata, considerando quanti calciatori di talento ci sono. Gli sono grato per questo. Giacomo Raspadori racconta che la sua passione per il calcio è iniziata da bambino. All'età di 1 anno e mezzo il pallone dominava le mie giornate. In occasione di un torneo giovanile ho attirato l'attenzione del Sassuolo, cosa che mi ha portato a iniziare la mia carriera calcistica insieme a mio fratello. Nonostante la distanza tra Bologna e Sassuolo, la mia famiglia si è alternata portandomi agli allenamenti. Enrico, mio fratello, è stato un modello da imitare, tutta la mia grinta viene da lui. Infine, gli studi. La mia famiglia non mi ha mai imposto obblighi. Ho sempre pensato che potesse esserci qualcosa di più nel mio viaggio. Spero che la mia carriera duri a lungo, ma non è un lavoro duraturo. Devi pensare a cosa verrà dopo. Sto studiando educazione fisica, sono a metà strada. Sono diventato papà e questo mi ha un po' rallentato, ma continuerò con lo stesso ritmo di prima. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Pensi che meriti di più nel Napoli oppure no? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti al canale.